si trova con la carriera bruciata, eccetera. Siamo in onda, professore, siamo in onda, primo si deve fare, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook e come vi ricordo siamo in diretta, rigorosamente in diretta, sono le 21:40 primi, più o meno, minuto più, minuto meno. Allora, vedo da Dennis perché mi sta dicendo che arrivano moltissimi messaggi. Dennis, ne leggiamo 4 ogni rientrata perché davvero altrimenti non avremo il tempo di commentarli qui in studio. Vai pure Dennis. Sì, andiamo allora con i primi 4 messaggi, possiamo leggerli, vediamo anche in grafica, così li potete vedere anche da casa. Culle meno vuote: se il procedimento di adozione internazionale fosse più agevole e più tutelato, si realizzerebbero tante famiglie felici. Ci scrive un telespettatore o una telespettatrice che non si firma. Andiamo avanti, però leggiamo anche i prossimi messaggi che sono arrivati. Se non c'è lavoro, come fa una giovane coppia a pensare di mettere su famiglia? Anche questo ovviamente un altro tema di discussione. Continuiamo leggendo il terzo messaggio. Guardate che non è solo in Italia, ci scrivono, la tendenza del non fare figli è ormai un po' per tutta Europa. E poi andiamo anche allora con l'ultimo messaggio di questo primo giro: congedi parentali, sostegni alle mamme, asili in azienda. Ce ne sarebbero di opportunità per incentivare la natalità. Ovviamente tutti i ragionamenti da poter discutere in studio. Allora facciamo così, prima di tornare a voi, faccio vedere altre schede così abbiamo il modo di poter. Vediamo il tasso di fecondità dal 1959 al 2019, quindi praticamente 60 anni più, 70 anni più o meno. Nel Veneto era il 2,4%, nel 2019 l'1,3%, vedete via via il nord-est 2,1, l'1,3, l'1,8 nel nord-ovest, tutti l'1,3, l'1,2 per quanto riguarda il 2019, addirittura al sud alle isole era il 3, l'1%, sia nel sud sia alle isole, e dunque nel 1959 il tasso di fecondità era in Italia del 2,4, oggi è dell'1,3, quasi la metà, non matematicamente la metà, ma ci siamo molto vicini. Andiamo anche con un'altra grafica: l'età medie delle madri al parto dal 1959 ovviamente al 2019. Nel Veneto vedete il 29,64 e nel 2019 il 32,27, l'età praticamente che si faceva, cioè vorrebbe dire più o meno, senza che io stia lì, che una volta le mamme, le donne facevano i figli, le coppie facevano i figli più giovani, oggi le fanno già in un'età più avanzata di un paio d'anni. La media è quella, vedete, dal 32 ai 27 del Veneto, al totale in Italia del 32,09, invece nel 1959 le mamme avevano una media del 29,21%. Andiamo invece a vedere gli stranieri nati in Italia, così abbiamo una panoramica completa sul ragionamento che dobbiamo fare. Vedete, nel Veneto nel 1999 erano 2.496, 5,98, nel 2019 vedete sono triplicati, ovviamente un motivo c'è perché ce ne sono ovviamente di più, però vedete i dati dei stranieri. Giorgio, scusami. Sì. Sì, se posso intervenire anche su questa è particolarmente significativa, perché questo significa che 20 anni fa, nel 1999, praticamente il 6% dei bimbi che nascevano erano stranieri, adesso sono il 20%, quindi certo, praticamente siamo 1 su 5. Appunto, sono molto aumentati perché ne sono arrivati molto probabilmente di più, questo è il motivo. Dunque nel 20 anni fa in Italia 21.200 più o meno, oggi sono 64 volte di più. Dunque questo è il dato, 3 volte di più, scusatemi. E andiamo con l'ultima tabella: la popolazione a confronto del 1999 al 2019, vedete i nati nel 1999 sono stati 537.000, scusate, nel 2019 420.000. I morti, come diceva prima, voleva sapere il professor Crepè, li stiamo facendo vedere, nel 99 sono stati 571.000, nel 2019, dunque prima del Covid, 634.000. Il saldo lo vedete è meno 34.000 a confronto nel 1999 e meno 214.000 nel 2019. Questa è la tabella che raffigura un attimino, poi avremo anche delle altre tabelle, tanto per completare il ragionamento. Cosa ne pensa il professor Crepè e poi anche il professor Dalla Zuanna? Oggi quei dati sarebbero, non datemi del drammatico, ma datemi del realista, sarebbero cifre ulteriormente negative, nel senso che per i morti sono 130.000 morti al netto del Covid,
E poi i figli ne abbiamo fatti di meno per evidenti ragioni durante il Covid, quindi l'anno del Covid è stato un anno in cui c'è stato circa un 30% di separazioni in più, perché chiudere in casa una coppia vuol dire metterla sotto stress. Quindi questo qualsiasi avvocato matrimonialista darebbe tutte le nozioni del caso, il numero complessivo è quello che vi ho detto. Quindi siamo di fronte ad una grande difficoltà di tenuta della famiglia, famiglia intesa come la pensavamo nella generazione dei nostri genitori e dei nostri nonni. Che ci sia io non faccio il moralista, non sto condannando nessun egoista. Se uno preferisce andare a sciare il sabato e la domenica piuttosto che stare con i propri figli, questa è una sua decisione, si prende la responsabilità di ciò che fa. Naturalmente le possibilità sono enormemente aumentate e quindi il problema economico è risibile, scusate se lo dico, ma abbiate pazienza, ma quando eravamo negli anni 50 con i pantaloni con i buchi facevamo 4 figli a testa. Adesso che abbiamo la BMW ne facciamo mezzo, ci sarà pure che qualcuno non mi venga a dire che è un problema economico perché è una battuta da bar. Allora, il problema economico è all'inverso, più siamo ricchi e meno ne facciamo, questa è la realtà. Per chi dice nelle domande in Europa non è così, non è vero. Non è vero, perché c'è una crisi generalizzata, ma se andiamo a vedere singolo Stato con singolo Stato, il Nord Europa ha possibilità ha quasi il doppio della natalità nostra, che è sempre bassa, perché siamo al 2. Vorrei non per essere pignolo, ma quel 1,3 è dello 0,1 superiore alla sopravvivenza. Certo, è un ragionamento. Dobbiamo sempre contare che c'è una piccola parte di morte al parto. Allora, quindi se conta quella, siamo quasi, cioè non vuol dire che 1,3 vuol dire che andiamo in su, vorrei che i telespettatori capissero bene. 1,3 vuol dire che stiamo fermi. Certo. Senta, professore Gianna, prima di sentire lei, perché oggi siamo andati in una famiglia che ha 7 figli, più addirittura un nipotino dentro, dunque in 8. Allora siamo andati, il nostro Maurizio Colombo è andato lì a vedere come vive questa famiglia al giorno d'oggi, perché 7 figli non sono mica pochi, insomma, noi abbiamo visto il momento e visto quello che diceva il professor Crepè. Andiamo a vedere questo servizio. Ci sono cose nella vita così belle che quasi non se ne può parlare, come un cielo stellato, un tramonto, come il mare, come una magnolia fiorita che ti accoglie sull'uscio di casa. Ma sulla porta di questa villetta colorata, in una via tranquilla del rione Torre a Padova, per Federica ed Edoardo c'è il dono più bello di tutti, i loro figli. Ma non un paio, addirittura 7, dai 16 ai 3 anni, per lo più bambine. Sono Maria, Sofia, Lucia, Betty, Chiara, Benedetta e Paolo. Per Federica ed Edoardo una scelta di vita. Lui ingegnere meccanico, lei docente precaria di storia dell'arte. 26 anni fa quella che entrambi hanno percepito come una chiamata divina ad avere una vita dedicata alla famiglia. E poi il matrimonio dopo la laurea, quindi la prima figlia, Maria, alla quale sono seguite gradualmente tutte le altre. Una scelta ispirata dalla fede in cui i rebus non sono mancati, soprattutto di natura organizzativa ed economica. Per una famiglia così numerosa i conti non quadrerebbero quasi mai. Oltre il terzo figlio la macchina a 5 posti non
non basta più, oltre il quarto figlio la prima casa non era più sufficiente, oltre il sesto figlio la seconda casa non era più adeguata come dimensioni, e quindi ci sono stati dei passaggi complessi. A guidare Federica ed Edoardo un grande amore verso la famiglia che ad ogni nuova gravidanza ha come raddoppiato l'affetto, ma anche una buona plasticità mentale che gli permette di superare gli ostacoli senza la pressione dell'ansia. Una famiglia numerosa non nasce numerosa, una famiglia numerosa è in continua evoluzione. Si crea una famiglia numerosa. Parto la mattina con tanti progetti e poi alla fine della giornata va bene lo stesso, insomma, anche se non si riesce a fare tutto, anche se magari qualche cosa non va come avevo previsto. Inevitabili gli screzi e i piccoli litigi, soprattutto in epoca Covid. Da poco la famiglia si è trasferita nella nuova casa più spaziosa, ma le restrizioni costringono comunque ad una suddivisione degli spazi. Nulla però ripaga di più che ritrovarsi attorno alla tavola tutti assieme, nel clima di affetto ed amore che tiene uniti i rapporti. Forse il momento più bello è la sera, c'è questo momento della cena in cui prepariamo, ceniamo, stiamo insieme. Nel modo di vivere attuale si sono create anche molte aspettative, come di necessità, di comfort, di realizzazione. Questa esperienza per noi è stata una possibilità, un dono. Se è vero che alcune emozioni non si possono raccontare, nulla impedisce di ascoltarle, di provarle attraverso gli occhi ed il sorriso dei bambini, uniti e unici come i delicati petali di una magnolia. Beh, è bello, anche se a volte ci sono delle discussioni, però comunque di sicuro non siamo mai soli. Ci vogliamo bene, però non sempre c'è molta unione e ci sono dei litigi, però sì, ci vogliamo bene. Professor Darazuana, bello, cosa vuoi che dica? Questa roba qui fa venire un po' di brividi, è una nostalgia incredibile avere una famiglia così e ritorna il ragionamento che ha voluto mandare loro a questo servizio che faceva prima il professor Crepè, che a tavola, assieme, insomma, ritorna anche l'amore, ritornano tante belle cose che oggi sono sparite definitivamente per via dell'egoismo, di tutto quello che volete, della BMW, di tante altre cose. Allora, intanto mi spiace non essere proprio d'accordo su questo con il professor Crepè, diamo un po' anche di pepe a questa trasmissione. Potete farlo. Io non sono d'accordo perché dovremmo dimostrare che i francesi sono meno egoisti degli italiani, perché i francesi hanno 2 figli per donna, gli italiani hanno 1,3. Allora uno deve spiegarmi perché accade questo, bisogna dimostrare che i francesi sono meno egoisti degli iraniani, perché in Iran nascono 1,5 figli per donna, in Francia ne nascono 2. In realtà l'egoismo non c'entra nulla, ci sono sempre state in Italia, nel mondo, persone egoiste e persone altruiste. Come non c'entra neanche un discorso di diversa propensione ad aver figli, c'è sempre stato nella popolazione una diversa propensione, ci sono donne e uomini che si sono realizzati avendo figli, altri che hanno scelto di non aver figli. Quando ci sono donne, per esempio, che hanno fatto la scelta di essere scienziate e con questa, pensiamo alla Levi Montalcini, ha deciso di non aver figli perché ha deciso di dedicarsi a un'altra cosa. Cioè, voglio dire, questa varietà nell'umanità c'è sempre stata. Come fanno i paesi, alcuni paesi a sviluppo avanzato ad aver più figli? Lo fanno perché fanno sì che si sono posti il problema di mettere in condizione le persone che vogliono avere figli di riuscire ad averli, di non essere troppo penalizzati. Poi sarà una scelta delle persone, perché è evidente che lo Stato non può supplire al costo di un figlio. È stato calcolato che per portare un figlio alla laurea il costo non è molto inferiore a 100.000 euro. Quindi è evidente che lo Stato non potrà mai darti quei soldi là, però lo Stato può aiutare le persone a far sì che il figlio non sia troppo penalizzante per la carriera e per il resto. E chiudo,
facendo notare per esempio... secondo lei il motivo che non si fanno più meno figli perché? Qual è allora? Beh, ci sono dei motivi anche di tipo proprio fisiologico, sono studiosi che hanno mostrato che ci sono donne e uomini che hanno alcune propensioni legate anche agli ormoni e altre cose che legano, che ti fanno avere più voglia di aver figli e meno voglia di aver figli. È una differenza che c'è, che è fisiologica, eccetera. Ma quello che una volta si vedeva meno perché c'era la fecondità, che nascevano i figli che arrivavano. Banalmente, professor Dalla Zuanna, se va avanti così, non abbiamo voglia, non abbiamo gli ormoni, va a finire che non ne avremo più. No. Cioè, vuol dire. Nei paesi ricchi, nei paesi come la Francia, la Svezia, l'Inghilterra, l'abbiamo già detto, i figli arrivano perché, come diceva prima giustamente Crepè in questo caso, per esempio, noi abbiamo una scuola che è organizzata pensando che la mamma sta a casa. E questo è sbagliato, dobbiamo pensare per esempio che la scuola permetta ai ragazzi a stare là fino alle 4, fino alle 5, ma non solo nelle elementari, anche dopo. Pensate adesso alle scuole medie, quando il bambino arriva a casa alle 2 di pomeriggio e deve avere i genitori che lo aiutano sui compiti, sulle cose, è una cosa insensata, cioè non va bene questo, cioè dobbiamo riorganizzare la società proprio, riorganizzarla in modo da permettere alle famiglie con figli di non sentirsi una specie in via di estinzione, non sentirsi totalmente affaticati, eccetera. Per esempio, ecco, una cosa che sta facendo il Parlamento importantissima adesso è l'idea dell'assegno per i figli, no? Cioè l'idea che un bambino è stato votato già alla Camera, il Senato l'ha passato in commissione, adesso andrà in aula e poi finalmente sarà approvato. Cioè l'idea che tutti i bambini abbiano una cifra che oscillerà fra i 100 e i 200 euro al mese fino ai 18 anni, indipendentemente dalla condizione dei genitori. Adesso, per esempio, i lavoratori autonomi non hanno nulla. E questa è una cosa insensata. I lavoratori dipendenti ne hanno di più degli altri. Vedevo il professor Crepè che scuoteva la testa. Scuoteva la testa, professore, oppure era... No. Scuoto la testa perché sono forse più anziano di voi e questa cosa l'ho già sentita dire almeno 3 o 4 volte negli ultimi 20 anni. Chissà che sia una volta buona, professore, sto giro. Pensare che gli italiani mettano al mondo più figli perché gli dai 150 euro al mese di più mi sembrerebbe anche un po' dignitoso. Perché la vita ha bisogno, si nutre di speranze e non di soldi. Provi a chiedere a questa famiglia di 7 figli se li nutre con la speranza o con i soldi. Abbia pazienza, questa famiglia di 7 figli ha bisogno di essere anche aiutata per poter avere serenamente i figli, perché la donna possa lavorare, perché il marito possa lavorare serenamente. Non stiamo a mandare messaggi che non hanno senso, scusi professore. Non ho capito qual è il messaggio. Allora, io sto dicendo che se uno vuole fare 8 figli è libero di farli, però si prende la responsabilità di farlo. E quindi deve arrangiarsi, lo Stato non deve aiutarlo, secondo lei? No, certo, aiuterà, ma in quel mondo in cui ho detto all'inizio. Allora, io non do un premio alla famiglia con 8 figli e il cucchiaio di legno a quello che ne ha uno. Per me sono tutti uguali, perché io credo nella libera scelta. Certo. Quindi non voglio sentirmi moralmente superiore se ho fatto 8 figli rispetto al signor Rossi e la signora Rossi che ne hanno fatto 1. Per me sono uguali. Quindi non diamo nulla e quindi sa che i ragazzi con più fratelli studiano di meno degli altri, per esempio. È giusto questo? È un dato statistico, non so se le conosce queste. Le pare giusto che i bambini siano penalizzati per le scelte dei genitori? No, io sono sempre stato dalla parte dei bambini. Allora se è dalla parte dei bambini deve aiutarli anche ad avere le risorse per poter realizzarsi, per poter realizzare i talenti che hanno, non essere penalizzati per le scelte dei genitori. Abbia pazienza. Ma le risorse sono nella scuola. Ah, ecco, quindi adesso lei mi gira la frittata. Esistono anche tante altre risorse di cui i bambini hanno bisogno. Abbia pazienza, professore. Fabia, non offenda. Non offenda, io non ho offeso lei e gira frittata. Però i ragionamenti bisogna farli fino in fondo. Esiste anche il fisco. Forse è stato disattento lei non credo. Forse guardava il telefonino, non lo so. Io ho detto che ci vuole la scuola a tempo pieno dall'asilo
alla quinta superiore. Io ho detto che sono d'accordo con lei su questo. Che impari a studiare, non impari a studiare alle 3 di pomeriggio con la nonna. Va bene? Su questo impari sono d'accordo. in un gruppo dove si fanno anche tante altre cose, anche perché anche se uno fa 2 figli, non fa gemelli, quindi sono come 2 persone che hanno bisogno di socialità, hanno bisogno di altre cose che si trovano a scuola e non si trovano in una casa di 40 metri quadri, come è la media delle case nostre italiane. Quindi non ribaltiamo le cose. Allora, vogliamo mettere dei soldi nell'istruzione, nella formazione? Allora facciamo delle scelte molto drastiche. Primo, togliamo tutti i diplomifici in Italia, chiudiamoli, privati o non privati che siano. Abbiamo il coraggio di farlo? Sì o no? Abbiamo il coraggio di dire che una scuola che premia, che fa andare avanti il 99,9% degli studenti promossi è una scuola che è fallita? Allora stiamo difendendo questa scuoletta da 4 soldi o ne vogliamo un'altra? Allora quella lì aiuta la famiglia, perché i genitori non devono fare i tutor dei figli, i genitori devono poter parlare con i figli di altre cose. Rubinato poi anche intanto io sottolineerei una cosa che magari non è stata ancora detta. Una trasmissione come questa, non so da quanti sarà seguita, ma pone finalmente un tema come questo al centro della riflessione anche delle persone. Perché oggi la politica questo discorso non l'ha messo al centro della discussione della consapevolezza da parte di tutti, perché il problema non è solo consentire alle persone di fare figli, e questo è un tema di cui si è parlato fino ad oggi e dopo magari aggiungo qualcosa anch'io, ma il tema è anche quello di una riflessione come società sul fatto, come veniva detto prima, di una società che si sta avviando verso una sorta di estinzione. Negli anni 60 c'erano 5 bambini per ogni anziano. Oggi noi siamo a un bambino ogni 5 anziani. C'è un problema di crescita economica, perché la prima risorsa della crescita economica è quella demografica. La prima risorsa per fare ricerca, innovazione, quindi la crescita nell'economia della conoscenza, ha bisogno di giovani. Noi, se solo da domani mattina nascessero più bambini, abbiamo bisogno di 20 anni per arrivare a colmare in parte il gap, che è già enorme, il divario. Quindi, e non solo, abbiamo uno stuolo di anziani che si avvia ad aumentare in modo incredibile, che avrà bisogno di cure e di servizi. Come si fa a garantire servizi alle fasce più anziane della popolazione, agli over 80, che fra un po' saranno tantissimi, se non abbiamo una società in grado di fare crescita buona, sviluppo economico buono, di avere giovani preparati, competenti? Ecco, il tema della scuola. Ecco, questo è un tema drammatico per la società e la politica lo sta affrontando con un grave ritardo, ma lo affronta con grave ritardo perché poi la politica rappresenta anche la società. Cioè, nel senso che fino ad oggi si è preferito la torta della spesa pubblica destinarla prioritariamente ad altre priorità che sono state scelte evidentemente dalla politica, ma perché la politica poi è anche scelta da chi va a votare. E allora noi in Europa siamo quelli che spendiamo meno su questo fronte, siamo al 17° posto per sostegno alla famiglia e alla natalità, e siamo quelli che spendiamo di più, siamo i primi per spesa pensionistica, quindi evidentemente sono state fatte delle scelte. Oggi un paese come il nostro, indebitato com'è, con un debito pubblico enorme, spostare la divisione della torta è difficilissimo, perché se tu devi aggiungere da una parte, cioè sostenere di più le politiche della famiglia, devi togliere da un'altra. Ecco, e tutto questo ha impallato il sistema, quindi errori ce ne sono stati tanti. Vorrei però aggiungere questo. Dove si fanno più figli? Le donne in Europa sono più occupate, c'è un tasso di occupazione femminile più alto, perché c'è bisogno di 2 genitori che lavorano per permettersi dei figli in una società come la nostra, perché è vero, c'è quel bell'esempio che lei ha portato, è anche vero che in parte le persone oggi sono più individualiste ed egoiste, però io ricordo che nel nord dell'Italia, secondo l'Istat, una famiglia con 2 figli minorenni
che ha un reddito familiare di 1.700 euro, ce ne sono, è povertà assoluta. L'Istat ci sta dicendo che la povertà assoluta oggi tocca le famiglie con figli, quindi bisogna intervenire. Chiudo. Io non sono a favore delle politiche bonus. In questo condivido un po' il passaggio che ha fatto il professor Crepè. Bisogna lasciare nelle tasche delle persone quello che serve per i bisogni della famiglia. Io sarei per un sistema in cui non che prelevo e poi restituisco e ti metto nelle tasche. Può andare bene anche questo purché funzioni, però sarebbe molto più razionale, secondo me, un meccanismo fiscale per cui questo è il reddito della famiglia, hai questo numero di figli, pagherai meno tasse. Certo. E quindi tu decidi come spenderli. Poi i servizi di allora, qualità. devo concentrarmi col professor Crepè perché altrimenti questa trasmissione dura fino alle 2 di notte davvero, e lo ringrazio come sempre della sua disponibilità. Grazie professore. Vuole concludere il ragionamento, dare speranza che cambierà qualcosa? Consiglierei innanzitutto di cambiare quella slide in cui si diceva bambini stranieri nati in Italia, perché io sono per lo ius soli e sarebbe un aiuto. Bambini che nascono in Italia sono italiani. Lo trovo che sia una vergogna che a 17 anni un ragazzo che non ha la stessa colore di pelle nostra parla il dialetto come noi e non è italiano. Questa è una cosa che spero la nostra comunità civile voglia avere. Questo sarebbe un aiuto, perché poi uno mi deve spiegare come mai gli italiani veri fanno la metà dei figli di quelli che arrivano qua, come mai, sempre per una questione economica naturalmente. Bene, seconda cosa, io non sono d'accordo con questi 100 euro che mi sembra di nuovo il reddito di cittadinanza sotto un'altra cosa, non siamo capaci altro che fare sta roba qua. Dai servizi, in Francia fanno più figli perché una donna da sola, che vuole avere un figlio da sola, ha un servizio dallo Stato. Non paga i libri scolastici fino all'università. Queste sono differenze vere. Poi se gli vuoi dare il 150 alla mancia, io mi rifiuto, anche perché ci sono dei miliardari che hanno un figlio, quindi diamo i 150 euro anche al miliardario, anche all'amministratore delegato, non lo so. Vabbè, buttiamo via i soldi, dai. Professore, io la ringrazio. La prossima volta ci mettiamo d'accordo che lei è disponibile ad intervenire nella mia trasmissione. Lei rimarrà l'obbligo più di un'ora con noi, perché mi fa molto piacere che lei partecipi alle mie trasmissioni. Davvero la ringrazio. È molto gentile. Ora qua stanco. Grazie. Grazie professore, noi andiamo in pubblicità.